Saluto a tutti per questa puntata nuova di Artistas. Oggi sono venuto a Maracalagoni su una bidda su Campitano de Castello per andare a cattare un altro artista di Portumano, un suonatore, ma un musicista, un ricercatore, un maestro, Orlando Magia. Ciao Orlando. Benvenuto per me che fai rima con Orlando Magia. Bene Orlando, grazie. Entriamo a intro. Oh, dunque, scesi in questa strada. Già ci siamo venuti altra volta. Accomodati. Bene. Devo essere troppo pregiato per questa attopio, per questa occasione che ha donato ai spettatori cosa nostra. Poi conosci meglio Orlando Magia. Orlando Magia, bene questa parte, Marco si può inquadrare. Orlando Magia, intanto salutavo su Eliseo devo coinvolgere un altro suonatore Manu e Suburu, ma con isso che stonai dopo, anzi più che stonai devo fare suonare dopo con tu potremmo isugastare come e pago chiacchierone fai chi stonai questi strumenti serio è sempre aici però quando suonara pensa che sta braveria che da inaugurare fra una parecchia disi è vero no Orlando ma è chiara un di estera Chiara, ci sei? Ha portato su caffè bene dopo che rimangoni ci arrivavo su noi pure dunque Orlando noi è una questione pago si pone a fare una regionata devo senza zucchero tu hai un apposento dove traballa, dove prepara gli strumenti, cosa tu? Noi bubi da mia amici ogata, tu che sei apposento buono e tutto in ordine. Infatti io fai danno vetti, non fai da si muovi, magari. Ma ricordo sa dove nonna mia, che viene tutta lì ci prende cosa e devo di me e tre mamma ci entrare. Non si sa che sa gatto, ci anzi da pizza di no, mai sa che una cicca, come fai non riuscire? Dove noi a fai danno? Cade su caffè cosa mia. Grazie Meda. E tu pica, so? Dopo dopo che c'è il zucchero. Questa classe 59 siamo fedali, se no me dai invece tu però sei più beccio di me, che te cali mesi sei. No, da gennaio 59. E adesso mese la dama iniziale Sant'Andrea a novembre, insomma, e dunque sa sempre giovane. Dicendo che deve più fare questa festeggiata con i miei amici. Casa c'è Tottore che essa Elena Leda non se la può rinare, ma Elena Leda pure. Dai, fatto gaffa. E però risponda bene, prudenoso. Se mi do conto da noi. E più sentiamo prudenoso. Non ci mi do conto che ha una di cosa sua, mamma mia. Dunque, Orlando, venuti tu hai sull'apposento cosa tua, onde traballa, onde vai tutte queste cose, e si può risultare. E mo si sposta usai nia, sai sa cattare su un pacchetto. In senso, Chiara, che ho grazie per il caffè, ma noi si andavo, si rilassato un pace in noi, Eliseo si beve dopo, andavo, Orlando, andavo, in basso, andavo. Dunque, da questo è apposento buono, ma buono conosco, sapete noi c'è tutto che ci dopo fatto a caparrai, non è facile, a occupare nello spazio in domo, anche vuole fare le cose con tranquillità, a costruire gli strumenti, a suonare. Infatti poi si obbiendi con ripresa che ha fatto Marco sul laboratorio Rosa 2, dove costruisce la UNEDAS e tutto questo suono su cacci punti in questa stanza. Dunque, Orlando, questa cosa bella che tutto il mondo della musica tradizionale in Sardegna conoscere Orlando Magia, ammira Orlando Magia, poi avete questa capacità di suonare un montone di strumenti musicali. Tu sei suonatore, musicista, maestro, poi hai imparato tante scienze che tutti sono enti, poi hai imparato con tu, ma cominciavo su da quando ha cominciato tu a entrare in questo mondo? Mi pare che tu hai cominciato proprio con il gruppo folclorico di Maracalagoni, fui piccolo, tenia 8-9 anni, e fu sempre fatto da Vladimiro Graziano, che Vladimiro Manno, che già sono su solito. E sono della UNEDAS, è tutto. Sono della UNEDAS, è un grandissimo ballerino. E esso fa parte del suo gruppo Calagoni e del suo professore Vincenzo Azzeri, che è un gruppo che ha fondato un nonno con un altro, nonno mio che sono nato su Zonetta Bucca e sa trunfa.
come te zio, zio Allegro, mamma sono andata a Sadrunfa. Ah sì, dunque sa bene sì. siete una famiglia E di quindi sono le suonatori. famiglie sono dei suonatori di trunfa e di zone tabucca. Ah. Dopo perché noi andavo a Vattevra di mio e mi piaceva troppo questa cosa, parlavo, incantavo a Biris Anziano, a zio Allico, a zio Gesario, a zio Srivio, che badanta su ballo sadro proprio a Santiga, ma A Santiga in a Prazza, Santiga in in Prazza, Sandro, però vinse con il gruppo folcloristico, Ah. poi nasce il suo 58 sul gruppo, questo su badanta proprio a Santiga ed è una cosa che intendia proprio mia questa cosa. Però tu mi pare che prima di entrare in suo gruppo, che se ci sono su 70, Ecco, tu già che un anno prima fiesta già sono in sa chitarra, cosa... una cosa che mi piace a me da voi, poi non teniamo, se alla un'era sta arrivata dopo, io imparavo a suonare su ballo sardo a chitarra A chitarra. a Santiga. Ma come ti pizzicavo? Sì, Cioè, questo come zinata? pizzicavo, questo con questa quadratura a ballo sardo, A ballo sardo. libera. E lui suonava zio Giuseppe Giana di Naranta, il maestro mio, coccodrillo di alluminio di Seriano. E sono un grande suonatore di ballo sardo ed è cantata, insomma, in suo palco, suonata, nei magazzini, insomma. E io mi applicavo proprio in simpatia, andavo a domo sua e imparavo. E ancora il suono è una cosa che suona in pago, Dunque, il primo strumento cosa tua, appunto, Sa sa chitarra, sa campidanesa. sa campidanesa e su solito. E poi su solito da pastori, no, con frate mio, con Graziano, io sono imparato da zio Cicitto Matteo. Ma sempre Maresu su No, io sono vorrese Nieso, però vi a parte del suo trio Calagones. Ah, sì, praticamente sì. È una formazione una storica formazione questa. storica con zio Gesario, zio Silvio, o zio Cesare Viso, zio Allicco, sono andata su tamburello e su triangoli, accompagnata su solito. Questa è una cosa che... Però che- lui, una volta che sei entrato in questa dinamica del suono, poi dopo che ha suonato chitarra, solito, ha cominciato a suonare la unetta e tutto. sono entrato sul gruppo Badao, appunto Badai, e poi mi voy appassionare la unetta. In questo periodo veniva da Luigi Lai o zio Aurelio Porco a suonare con il suo gruppo Caragoni. E dopo incantavo questa cosa, lo ascoltavo, poi perché redendo frangia pure, mi emozionava questo suono, no? E però fui provando un po' conto mio, non ci fu una scuola. E poi combattendita, poi fu stasiva, a sorella della famiglia pure, sapete. E ho imparato qualche cosa solo, di ahí c'è fuori con Graziano, con frate mio. Poi ti succede, in su 75, 74, poi non mi ricordo bene, che fu di nascere, la prima scuola della UNED pubblica, e che Zio purtroppo Pietrino, come non ha dici? attento fondata su professori Azzeri, insegnata in scuola media, tramite questo istituto scolastico, ci ha fatta a organizzare questo corso che comprendeva ballo sadro, poi spicciocchero di scuola, la UNEDAS e Sulito. E dunque tu hai E ne ha partecipato? dato zio Brettino ed ho approfittato, poi già che quella cosa da via, però con questo ho imparato un paio di sonate, che via adesso non me ne bravo, ma mi hanno imparato a costruire questo strumento. Mi piaceva proprio questa cosa, poi te sei parlando di sedisi, noi ne abbiamo una vera, e ho parlato di Vincenzo Azzeri, che fu di muro mese con domo mia. Ecco. Dove mangiando non tendia sonenti, questo c'è la terrazza e ascoltavo, ciocchedo. E via ci stato da terrazzo a Piazza di Ome Vincenzo Totto, uno che è diventato padrino mio pure. E ho parlato con ore con isso di portare questa canna e mi imparata a costruire gli scapizzini, a fare la unetta di questa sazzetta. E quindi in questo gruppo di Galagoni si parlava insomma con 13 anni, 14. Però in suo proprio tempo accompagnato altro gruppo, cioè, no, quando voi in No. gruppo Galagoni si No. deve pensare che abbiamo fino a 150 serate in un anno. Poi è un gruppo che lavora con Forte Village, con Sublibici, arrivano a turisti centinaia. Praticamente suoniamo già ogni ogni e stette già un imparo forzato. Poi voi in suonati ore e ore, ma che non ti resta a gara, e quindi se vuoi fare proprio, se non puoi sfida direttamente. E una cosa che impara sta marolla. Da ricordo volentieri questa esperienza, poi ti
ti smarizia pure, ti Certo, impara a rapportare con la gente, con il suo pubblico. Dici. Poi, stavo succedendo, non riuscivo, mi era già pensato questo di girare, poi mi ha invitato dei gruppi. Poi, a 7-8 anni, ho cominciato a accompagnare tutto il gruppo di Campirano, sì. de Quarto, de Ma Castello, de come Paolo, suonatore della Uneddas? come suonatore della Uneddas. Fino a suonare, ma non mi ricordo che avessi in 83, quando è che sono andato su, sta svolta, ecco, una svolta proprio importante dopo 7-8 anni che sono nato con il gruppo. Io ho incontrato su 2 giorni, fuori Sai, ma mi pare che 88-89 questo anno. verso 88-89, infatti con esso ho suonato 7 anni, Poi io mi da su ricordo, 96. dopo giorni te sei entrato in Sardegna Canta in 86 Sì, e tu sì. ancora non ci viesti con No, isso. no, non ci E vuoi. dunque, Poi fui entrato dopo, con Paolo con Zicca. Paolo Zicca, ci mi da ricordo. Poi da fuori in la vita a fare una serata e dopo fui in piazza, dieci, si è domandato, dieci, dai, improvvisavo quella cosa, poi dopo mi faceva da improvvisare, sperimentare con un gruppo nostro. E mi ricordo che Anna Maria, quando abbiamo fatto una parica di cose, mi ha detto a parlare sul palco, no, Orlando, e tanti pensano da una collaborazione, ho sempre desiderato a cantare con il suono nostro, con la Unedda, con il suo organetto, con il suo solito. E dopo no, non riuscivo, dopo non mi era manco bene questa cosa, poi su 2 giorni a Sora ci cantano tutti i sfurrungoni in tutta Sardegna e ma io oltre. mi da ricordo, fa diventa il sigla, Ed è sa, di Sardegna spantata questa Canta, cosa. fiate una cosa, un successo ogni No, volta. dopo no, così mi ha dato piacere, no, non c'è bisogno manco di provare, no, questi grasi si usano ai lorai. No, poi Madonna un elenco di a robe binti serate. No, questo appunto dato che degno chi sei d'accordo poi bene, ci può dire Paolo Ziccavuro, so che sto sapere, però è una bella opportunità. Poi da noi siamo abituati a suonare con i gruppi folcloristici. Certo. Quindi non è che Questa una cosa svolta. è stata a me importante. Meno importante, poi si sono fatto conoscere, adesso sono diventata sigla di Sardegna Ma poi Canta, Sora. non scetti sigla, ma io mi girando- ricordo quando ho fatto voi Sardegna Canta in Prazza sul 94, tu sei ben un montone bordo Sì, con isso. sì. E dunque sai, questa è stata una pubblicità di mano. E con esso sono dopo collaborare negli ultimi 3 o 4 dischi pure. Però tu cassette, attenti, poi non andavo su in ordine cronologico, Nadao, ma non tu puoi, attenti. non mi ricordo. No, però mi piace da pensare, dopo tu in collaborazione, poi devo questo a appassionato su casi seguenti su canale 172 e questo canale sardo che è usopetto, se questione di Come cosa tu sai sarda. che sono questo sardo? No, ma me babbo Matti, no, questo italiano non mi dà imparare. No, ma questa cosa bella è che finalmente si poteva questionare di cosa sarda sei in sardo in questo canale. E dunque Orlando Magia è connotto dei dotto su poeta, non scelto come suonatori, dei dotto questo strumento che è un nomenao, ma è connoto poi grandi collaborazioni che tu hai suonato con tanti artisti. Ha cominciato con 2 pugioni, ma poi sei andato a suonare. In su 90, accabavo su 2 pugioni, in su 97 appunto un invito dell'esternosi dei Neonelli. Ecco, con il russo. Con esso collaboro ininterrottamente in tutti i progetti fino a oggi praticamente, anzi oggi sono proprio traballando pure ho fatto tanti collaborazioni e poi con Issu, con Elio, con Piermiatta Forneria Marconi, c'è Elio delle storie tese, poi io sono uscito con Guccini, con Ligabue, con Baccini, con Branduardi, insomma ho dentro questa opportunità di che forse sono a GDB da noi dentro. Certo. Poi una bellissima cosa, mi dà ricordo con meta emozione, penso che sia queste esibizioni che mi hanno emozionato di più. Quando io suonavo con i Sternosi dei Neonelli, Posso Pappa in su 2013. Poi Deo, i Sternosi dei Neonelli e si è premiata a fornire. Ed abbiamo visto in televisione. Abbiamo fatto Dio ti salve ti Maria in Mondo Visione con 60.000 persone zainanti. Sa di verità. Sta toccando scosti a me e a tutti, soprattutto di
Funti momenti Ma indescrivibili. tutto questa cosa Rolando ti portava a collaborare con Mera Santista. Tu Sì, fai da- parte dell'orchestra di Ambrosio Sparagni, ancora Ecco, sei con sicurissimo. l'orchestra di Ambrogio Sparaglia, da una Che decina so- di anni, che è collaboravo che è orchestra popolare popolari nazionale, italiana che è stata in sede in auditorium a Roma, al Parco della Parco della Musica. Musica. E E voi te quando sei vanti- etnomusicologo e sì, tutto, sì, no? i suoi Dunque, figli direttori in IESA di questa sezione etnica. potevi E su quindi zona quando ita zona vanti organetto, concerto, zona e lì, su est maestro di organetto, di ma organetto. dirige di un'orchestra di una parecchia cento persone, e noi siamo da un Eliseo, siamo rappresentanti sardi in questa orchestra. Ecco, Sono- però sono- tu dopo questa esperienza hai formato l'orchestra regionale sarda, proprio Ma prima ancora, in sono 97, io creato un gruppo, poi tagliando ancora i suonatori si suonano solo su spalco, si fianco a ballo, magari di intervallo, a come si fa di danzare, dessa no? musica civile, 90, sa i lisci e tango e valzer. Noi abbiamo tenuto questo coraggio, ecco, fu successo di Aici, in su 96 sono andato in Scozia da Dante Olianas con Franco Melis e Giacomo Serrelli. Abbiamo partecipato a un festival, siamo portati dopo questa serata a un locale, anche se papà si buffà tipico e suonanta sa cornamusa. Ah, Ballo scozzese e ora tutto su bandante su ballo questa scozzese. è cosa bella. Questa. Fu di una cosa, no, mi sto con Dante da no, porca miseria, ma noi non ci davvero in Sardegna a fare una cosa di Aici, è una cosa talmente bella che è naturale che non costa nulla. Ah, No, ma non ci mi piace questa idea. Rientravo dopo una preghiera mi diceva, oh, ma no, non mi sono scaricato di questo canale. E tanti pensa che inventavo una discoteca ballusato, Sì. a Pugiaga sul luogo. Casa Sarrizza a Quarto Sant'Era. A quarto, sappiamo. Si poneuso e possa di inventauso su trio Furias, Deo, Paolo Tuzzica e Bruno E Gammetta. Bruno questo Gametti, pensiamo. che attento poi una Arriva vita e in tutto. Guni, siamo programmati 4 serate, già da questa seconda serata ha cominciato a arrivare i pullman di persone, non che abbiamo un casa Sarrizzo, un magazzino dove abbiamo 500-600 persone, ma hanno bastata. E cosa succede? Dopo, dopo ancora a cominciare a arrivare troppo gente, si beccano una fastidia che l'encuno, santi denunciamo, e santi fatto usare in bottega che anche non devono il bagno di sfemme, che devono il bagno vetti, Sì, io sì. conto favo Dio e non la volevo cogliere, ma ne vedono più. E quindi è successo, sicuramente che è troppo bella questa cosa, noi non dovevo morire, io ho continuato A Pirri, in mi spiazze, pare. a Pirri, a Pirri. Sexy Vetreria, Ci mettere a cosa. Pirri, però praticamente fummo su un campo e fummo disponibili a fare questa serata anche piazza, senza pianto, in piazza. o in piazza o in locale serrato. E poi hanno su, io tornavo un paio d'amore che questa cosa, poi in campionato non si bada più su piazza. E che succede poi? Dei Guni si fanno nascere le scuole, da ballo, in modo adesso manca una dozzina, noi a Mara come associazione Ballo Dundo, io fondavo la scuola di musica popolare sarda, no? Anche infatti è imparavo questa che è. imparavo a guardare i sagenti, poi vado in piazza, vero? Tutto il ballo della Sardegna, a suonare il launedes, a suonare il susulito, a suonare il sorganetto, la fisarmonica, insomma. Canto scienti tenesi. E c'è dato una centinaia, è scritto su. È una bella scuola. Ma uno scanto dei gusti Questo è uno dei tanti progetti su cui si usa. Certo, e infatti che stiano dei gusti, ma poi uno scanto scienti dei gusti fanno parte dell'orchestra pure. Tu. Sì, sì, allora Poi tu hai sfondato questa cosa, che è una cosa di importo umano. Tieni presente che devo dai 30 anni insegno in tante scuole, non tutto pazzi, però dai esempio 3 o 4 avete contemporaneamente. E poi sono dipendente comunale pure, tra l'altro. Quindi questionavo di questa Quindi cosa. tutto il mese devo dedico a insegnare in queste scuole, ho cominciato a Quarto Sant'Elena, a Sinna e poi a Mara, in su 2000, e ho fatto poi a Domus de Maria, a Pula, a Sadali, a Senorbì, a Mandas. E poi attualmente sto seguendo questa scuola di Bida che è la scuola nostra più importante, insomma, di questa associazione Balludundo. Poi tengo questa scuola civica di Capoterra, di Villa San Pietro, e a Senorbì posso provare su vendere un corso in Iesa. Ma tengo altri 7-8 che mi invitano, ad esempio, e che succede?
De tutti gli allievi che Deo ha selezionato, io ho creato l'Orchestra Popolare Sarda nel 2007. Infatti a Sant'Efisi sono sempre su gruppo più numeroso. Sì. No, aspetta che dovete obbiri, domandavo a Massimo Pinna che monta da questa Certo. trasmissioni, de trasmetti Pagu Pagu su passaggio, Su passaggio, su in manco via de- Roma, questa cosa bella. Adesso orchestra di 35 suonatori. Ma voi Bosatro, serraisi, saparti dei gruppi Sappei e poi arrivano a squadro. Squadro, sono prima dei squadri. Castiai Pagu Pagu questa cosa. Con l'arrivo dei cavalieri, che sono preceduti dalle Launedas e Sunitus dell'Orchestra Popolare Sarda di Orlando Magia. Dunque, questa Orlando via da Euviu, anzi, Antibiu, su assaggio in via Roma dell'orchestra Cosa Tua. C'è una cosa bella, noi canzoni un trausa a Domudua, Euviu a Eliseo, ed è di adero bella questa cosa, che lui, oltre a imparare tanti scienze in tutto su Campidano, in tutta questa zona della zona meridionale della Sardegna, tu hai trasferito a figlio tu questa capacità e tutto questi suonatori bravi come percussionista, suonatori del Sulitto e tutto canto e sfondavo con Bruno Gamedda, un altro amico tuo, una bella cosa che è del babbo un figlio, poi Bruno Gamedda ha fatto Babbus e figli. ecco, ha fatto una bella cosa in Suburo a Asael, Poi da trasferire la conoscenza conoscenza. da sorganetto e sa chitarra. Deo invece con Eliseo ha cominciato con il Launezza, con Susolito, però questo voi sesti impegnato me da suonare il suo tamburello. Tamburello è diventato in particolare, ma con altre percussioni pure. Ma il suo tamburello suona di una tecnica È diventato che non po' fa di un'ai, che non fa di verrivaci. è un mostro, che è una cosa, Ma che adesso che in Guri non vuole cosa toccare. dei spanto di adere, Sì, Eliseo con il sì. suo tamburo è una cosa che io penso che sia una tecnica che ha un po' di Beh, che sempre stia con spanto ha studiato meta tecnica e su tutte tecniche che cominciate a vincere in giro poi, magari del Sud Italia, Sadaranta, Sì, però questo è stato adattato a sta musica cosa musica nostra. sarda E e non è quindi facile, ben venga questo arricchimento, Poi- poi questa musica tradizionale è un arricchimento No, continuo. ma poi è capito? bello perché noi teniamo come tradizioni, tu do cimello del mei, noi teniamo un altro tipo di tradizioni del membranofono, su del tamburino, no? E questa cornice non funti questo che si suona a noi in Sardegna. non pago in Campidano. Ma ha solito il tamburino, ma insomma, prima di tutto funti altro tipo di però su che de più sua amici che hai percussioni in tutta questa Sardegna si suonano, però in un modo meta rudimentale, non perché questa volta di Non ci tutto. funti questa vibrazione se che non esce c'è da di fare. tecnica Certo. particolare che ci deve studiare, non c'è che tutto si monta e suona e anda bene sempre, perché non c'è stata Poi diverse un'evoluzione. canzoni ritmiche, e Però su invece si fa riconosce questo arricchimento che ha comunque. Anzi, fate su una cosa, Dopo, siccome magari- dopo fate Certo, suonare tu Serrausu, Serrausu, questa regionata che si offende in pari con Eliseo e tu e sta suonando qualcosa. E dunque, bella questa cosa. Ecco, con isso, con il spicciochetto, io ho formato Concordia, questo sa gruppo, di Seriano. Concordia, sono lì, che suonate a Concordia, A proprio Concordia, suonate a Concordia con tanti strumenti. E noi siamo aggiunta un'amica Elisa Marongi, che è Elisa una Marongi. bravissima giovane Che cantante di Isa Silicua. ha cominciato con questa scuola di attore Salitos, mi Con pare. l'attore Salito, si sono conosciuti su Nies. E poi te due ha suonato Per- tant'anni, e suona sì, da tant'anni. sì, su Conisce. una quindicina di anni. C'è un luogo in un mondo che non si sa ancora andare e ci ho risandato. Poi te due ha girato di adere tutto il Una cosa che continente. con tutta questa cosa che io ne ho, Cioè, mi devo sono credere. girato sul mondo 7-8 volte, se basta pensare che avete in Australia sono 6 volte. 6 volte sono stato. In Perù, una parecchia volte, sai, vabbè, Sud America, Canada, Brasile,
manco mi ricordo più, Florida, San Francisco, insomma, e poi sono passato 20, sono andato 2 volte in India, poi, Ah. su Rajasthan e a Nuova Delhi, una cosa, un'esperienza Pensa, bellissima. io non tengo questo sentimento di invidia, però I 5 continenti li sapevo girare. pago c'è di invidia, ma questa cosa... poi Sono pezzi a roscina adesso. Bella, Però bella già questa bene, cosa. sempre- No, la stavo parlando questa carriera di costruzioni, del gruppo, su dei concerti, su dei viaggi, poi ti detto tu hai fatto tutto quello che è possibile fare, ma ha dedicato tempo puro alle produzioni discografiche. Noi teniamo su due dischi, cioè questo Furias, disco si chiama e questo a questo a Santiga. Santiga, è un disco anche ci sono dei ovetti con tutti gli strumenti che sono, solito, launezza, organetto, chitarra, Poi tu tromba. facevi Bilia E invece questo è il disco dei Furias con Bruno e Paolo Zicca. Devo collaborare, tornare con su 2 pugioni negli ultimi 3 o 4 dischi che hanno fatto. Poi con Neonelias manco 6 o 7 dischi, poi 2 euro, manco 23 o 24 anni, sono pari. E poi, fin con Elio e le storie tese, sul disco suonava un buon con i Launedes. Ma tante Paolo Boi, Franca Vina, Caterina Cimino, Sì, no, Maria Luisa cantanti. Congio, certo. Gabriella Cambarao, Cambarao, Diaderus. Marino De Rosas con Andrea Parodi, ho fatto Certo, una paio di anni collaborando in pari con Monica Mureto, ma come ricordo. Giusy Ma te Deiana, scusai a chi Giusy Deiana, ma Giusy Deiana, ma te perdonai a chi non ha Vabbè, ma con i Furias forse voi- Sandra Digas non ha si Sandra nominato, Digas. ma Però ecco, importante è che i Furias, quando io ho piegato un pacchetto di nomi, insomma, poi questo primo gruppo che si è formato in questo genere, non ci andati decine e decine, però quando sono nasciuto non ci indietro il gruppo di Aici può vai a bandare questa piazza Sì. in pari, di Aici, poi sono anche tesorista, no? No, sono contento pure di aver mo fatto ci dà già troppo- pista, no, mo perché- ci dà e mo troppo ci dà voto. troppo, so che non si Troppo comprende voto. più, no, però ben vengano, però sono importanti sì. che anche te No, rispetto. l'importante è che mantenga questa qualità. E gli strumenti sono rispettati, Don certo, Augusto, certo. ti faccio un esempio, se la un'edda, da quando sono con Bruno Gambetta, ti faccio una bella mediana per il piano, viola, io sono musica, tengo il rispetto e tutto, ma se la un'edda non puoi scimmiottare correndo esatto su strumenti, Certo, prendi birra, non fotti la un'edda, magari non ti vendi nulla. E non fotti più la un'edda, Tocca, però- non devi passare in secondo piano, devi essere protagonista, se vuoi penso che questo strumento principe. Ma è un esempio che se c'è una mamma degli strumenti e dei suoni su Sardegna è proprio la un'edda. Quindi- E dunque se denguni si nasce tutto, poi Nareso dona strumento ten sa dignità di sua, Certo. sa trunfa, sto taburello, come te io, tutto. Quindi anda da essere importanza ad ogni strumento di deppi vestire, sa gente si deve intendere, no questo montone cose E ad ogni poi volta che non si deve prendere nulla questa cosa. No, poi una Però, cosa- ovviamente, una cosa- ci danno dei gruppi che si No, certo, però una cosa principale è che non fai a cambiare sul ritmo e sul tempo del ballo usato, questa è una cosa. infatti, E ogni no. tanti intendevo che hai tempo sul ballo, non futi non ti sul non è 78. non è che dobbiamo mancare cose. Dobbiamo mancare cose. Ecco, poi un orgoglio chi mi parla, che sono contento di questo che è succedendo, è che a me è allievo mio, e poi punti insegnanti in altre scuole, magari chi di spasso deve tutto, oppure chi si punti crea così, da tengo 7-8 di allievo che poi insegnano in altre scuole. Ma tu eri allievo su che non scisi nemmeno a punti allievo stuso. Poi, devo te vago a questionare, mi pare che un A Furatura, come da Santiga. poi ti castianta con ammirazioni, veniva stato in televisione anche noi, sulla Sardegna Canta, o con il concerto, tanti feste che tu hai fatto, e quando m'era di gusto giovane, su Bianta Orlando Magia, diventavo esempio dei Zichiri. E dunque a me era suonatori de oi, giovani, anticomenzao, poi tanti dichiaravano in televisione Beh, di me. ti faccio un esempio, da quando ho cominciato con su 2 pugioni, su Solito, da Canna, su della storia, non si può mai più sono in dito in pari con le canzoni, con un gruppo musicale, ecco. Poi che tu di Castelsan Giro, ecco, dopo mi fai piacere,
che doni Certo. a gruppo, poi sono su solito, sono a trunfa. Prima i strunfa, ma manco si accordano, sono anche 10 a sola, e manco non comprendiate che si potevano accordare in una tonalità, Certo. e poi sono in pari con il armonico, si organizza. In Ecco, cui c'è sì. stata un'evoluzione mera importante. In cui siete stati bravo mera, Paoletto Zicchetto, il suo Sì, gruppo che ha fatto infatti, cos'altro. con esso io collaboravo pure come te, quando capita. Purtroppo il progetto Punti Medici a volte se non ce certo. la fai sono sì tutto, però quando capita sono sempre In collaborativo attività e di- fai piacere a suonare e a cantare in pari. Ma con Paolo Zicca le battaglie sono di vivo. nel fatto, nel fatto. Devi cercare su proprio da quando pesamo su 50 kg da manco a testa, insomma. No, tu hai fatto discusso, concerti, hai girato sul mondo, hai creato questa scuola, prima questa scuola in noi, orchestra, cosa tua, insomma, di avere tanti progetti. Ma ce n'è uno che secondo me è forse sì, su progetto di questa maturità, cioè questo che in noi potete fare dopo tanti anni di attività. Dopo tanti anni stessi a recorto, studiato gli strumenti musicali, costruito e tutto, fatto ricerca, tutto canto, e poi finalmente con tutto questo patrimonio che tieni tu, è stata sul serio. E poi nasce un museo di strumenti musicali, questa Sardegna, penso che- questa musica e tutto. Penso che questo sia il suo capolavoro adesso, di tutto questo che ha fatto in già 50 anni di attività musicali. Non fai radunare che appunto già 50 anni, potessi fedare come tornavo, però potessi Devo sicuramente prima che pure... abbiamo 50 anni. sì, devo pure Quindi pensato noi di sappiamo ciocchetti. come 8, 9 anni, se sono noi. Ma io che devo appunto sempre questa passione di ricercare le tecniche di costruzione di tutti questi strumenti su cui ci devo avere con le mani mie, ovviamente il nostro organetto, la nostra chitarra, però mi sono dedicato in primis a costruire la UNEDAS, da sappiamo costruire con i stippi di Venicottero, non so E mi da ricordo, e da si è presentata in quarto, ma è stato un grande successo. Scrociare i calori per rivestire con sapere dei calori, su solito, la UNEDAS. E mo non fai prusa, toccassi gente Ma rubia. ma basta cercare che anda ai steini da carta Questo già è morto. infatti mi hanno denunciato, mi ricordo. Sì, Quando sì, abbiamo fatto questo articolo che avevo presentato la UNEDAS dei Libia del Venicottero, mi hanno fatto un articolo adesso Poi pensate che andai a boccissa gente rubia, vuol dire basta sul titolo, quel povero fenicottero. Però devo volentioso, che mi ha regalato un amico guardia forestali, che lui si è adattato su Voliausi, no, ti serve, però non mi vedo, e lui si è dichiarato, non so come sta a casa, 10. Ed ho risposto poi questo articolo. La vai che questo venicottero, dopo che ha un motto, devo tornare a vivere, a vivi con i sonos, da cane. Quindi questo in noi è ancora bio, questo venicottero è ancora mezzo servizio, questo sono, e quindi dobbiamo pensare di aici. Però il testo serio, dove mi ha imparato a fare su rito, su Istanburello, su fare su Deo, su Serraggia, su i Benas, gioco, insomma, su Vuetto, su in matracca, sai in tutto. matracca, tutto cosa che faccio A Ranegana, quindi in adesso tutto. che devo a pinigare le notizie, già prima con il suo libro di Don Dore, poi con Usato Gianni che sono, Spano, certo. ma tutto adesso il libro su che stiamo di strumento, su dove mi sa pure i giovani, mi sa pure studiato, e tutto su che ci l'ha fatto a pinigare, unendo tutte queste informazioni, detto musicologo, domande di cura, amico. Devo cercare di ricostruire tutto su che si conosce. E quindi adesso che ci ha provato a tenere una collezione abbastanza completa di tutti questi strumenti, senza vari esemplari di ogni strumento, organetti antichi, insomma, sono in continua ricerca. E questa idea poi vinse, dato che mi da Sanremo, non era su un'anteprima, se ho realizzato in due, e ringrazio tutti pure per questa collaborazione che è stata per questa partita, poi ci devo sanare a questo momento opportuno, Marco Luzzo, insomma, amico, e altri amici, Paolo Zedda, insomma,
gente che veramente crede in questo progetto e mi ha appoggiato e si sono realizzando a pure. Devo ringraziare su Casafrau? Casafrau è prestigiosa, manti ho una concessione tutto su Piane Pizzo, che è un bellissimo salone, tutto fatto in lina e canna, tutta s'antica. E quindi Carla Medava, appena che dopo una nostra idea, sa di dopo, insomma, di Serriao a suo comune, ci fu questo assessore Massimiliano Zucca, Sì. andavo a sapere sul luogo, che ti piace, come ti da pubblicare, tocca si muove. Chi mi ronai, non mi subito, poi tengo tanti gente che a me mi offrono i locali, anche deliberarsi di dopo. No, ma Quindi questo tu ringrazio veramente No, del ma coro. mi fa piacere di adere su questa Carla Medà, Massimiliano Zucca, appunto, Gente che comprende gente che comprende l'importanza Però una di cosa, io questo mi domando una cosa, Orlando, ma tu ti sei fendi a Pula, è bello che tanti ospitano un tanti donano tutta la disponibilità sui locali, ma poi ti non ha fatto un mare. Altra domanda in riserva. Secondo te non ti comprendi l'importanza di questa cosa? Non uscire o non ti porta a nulla? Ma è meglio già lasciare perdere. Lascia perdere. Questa domanda è già fatta, ma questa risposta non è stata arrivata ancora. Quindi, Anda bene. cada arrivare, purtroppo, come ti sei nata, i spilloni si fanno già bollare. Da peccato, è un'occasione che ti perdi. Sono importante a non realizzare. No, c'è questa cosa Devo importante. dopo questa Sardegna e poi vai cosa per il vatte. Sì. Se che quando non ci sono condizioni, è meglio adesso fare che ci sono Siamo d'accordo condizioni. con tu. Mi fai piacere che si sfendi questa cosa, poi se due puntate, se mi pare, o tre, prima dessa tua, e su a Tobiao Tottorichessa. E su pure che in tutta questa carriera è fedele nostro, ed è su 59. Sono 59 59 su sono pure. forti, Vabbè. E che si tocca. E su Mannau, che sta fendi, sa proprio cosa, però scelte con i organettus e fisarmonici. Dunque, e io sono di tenni ripo, forse sì. Anche una cinquantina. No, andare a tenni 150. Poi andavo uno, cazzo, una di che voi ospiti in un museo che mi ha invitato a suonare. Forse in tenni 200. Mi ha fatto bere una quarantina. No, però no, so ma- questione di 15 anni fa. Tu pensi che una volta ne tenemmo uno su 1920, mi pare, organetto, cosa mia, dove tenemmo un domo a solo, una dita pubblicata, faccia pausa e andando a dottore che sta con una scusa, siccome il domo mio a solo, mi divati male. Scusa, ti dà regalo, poi ci vuoi senza collezione cosa tua. E dunque, devo sì. pregiare un me, potendi tenere uno cosa mia pure. Però poi questo prossimo potrebbe pesare regalare a me che Non dire sempre da me quattro. pure. Poi ti dico, c'è pure a suonare il sonetto, ma adesso balli bucatori non ti riesce a confido che fare. gustadisi, proprio gustadisi. Ti posso dire, dei 4 di questa parte sono veramente contento per l'ultimo acquisto che ho provato. Ah, e te questo. Poi anni e anni sto cercando un armonio Ah, è antico. questo che c'è sti no. Questo che è no. È cosa bella. Questo è ma mancata e ci teniamo a me, poi questo è due certe volte si intona a Bogi, no? Un peranta in ischese. A doppio pedali, no? A È doppio proprio- pedali. E poi di mancare questa corrente pure che funziona sempre. bravo. Comunque, è importante a pedalare. E quindi è un pezzo veramente antico, è costruito negli anni 20. Dice figli. Quindi Seveso. È era lombardo dei questa PS su 1928, 28 costruito questo. Questo fu di Sarmonio che sono andati a Suores, a Rizzo, in Sasilo, in suo convento, Dunque su sapete convento che diventa asilo. in mongia se è antica questa. I mongi non dove punti brusi che sono trasferiti a Castello, quindi questo armonio, buono non di a Castello, che forse sì, non serve ancora, Dante ha regalato a una signora che non so, le domando su permesso per poter dare monare. Questa caissa fu di un pacchetto tutto a fare, via della Sabitella, cucinata, in asilo, insomma, traballata per questo asilo. E Dantinau, ti serve, non ti do, li piegai, andavo a mi di vazza e tutto, però non feste un pezzo e ti da piegavo. Quindi dopo anni, si sta comprendendo che a volte sì, e da fare un uso pago per importante, poi ti merita. E si sono posto un contatto, devo per via attraverso cercando qua e là, ma antidica questa signora accademia da questo armonio inutilizzato, lo teniamo da museo. E sono andato con Chiara, che sta presente, che è moglie mia, sta presente da Ballotondo, che gestendo sul museo, insomma, che si è chiesto organizzando sul museo.
E non di now, tutti cristiani si da poter più vai, poi da convincere, convincere, poi non fa veramente. facile. Però poi se si commuove, andiamo da poi invitare all'inaugurazione del suo museo Certo. e da poi ringraziare pubblicamente questa signora. Poi si rende conto dell'importanza che può tenere con me questa cosa. Ma Quindi è posto non ben di penso- adero, suona bello, da perfettamente e muta sul luogo pure. Bene. Sa E verità dunque, di se questo- gusta da essi uno degli strumenti che ha portato questo in... devo sapere in esposizione in suo museo di strumenti e musica della Sardegna. Insomma. Dunque. Poi questa cosa bella, ecco, ti potevo questionare, questa cosa bella di questo museo, che è cosa che Orlando Magia comprende questo, che tu casti uno strumento e bisi scetti aspetto esteriori, non scisi i sono utenti, come a un si suona, poi si sono quali occasioni, in quali contesti, quali tecnica tocca da usare. E dunque sul museo di Orlando è un museo bio, poi adesso non ha ogni a dire, non creo, o quando ti andiamo a pensione, Va forse sì. bene, Però questa speranza è questa. questa cosa bella, che uno arriva da su visitatori, vedi questi strumenti, ma poi ad intendi sono su, di aderusu sonaus in su momento de Orlando de l'inconoscenti cosa sua, ma c'anta essi tutti i video, tutte queste cose che spiegano, va in tibiri Marco Luzzo ad fare le scheda tecnica, dunque ad uscire l'organologia e a spiegare e tutto quanto. E dunque da questo adesso, secondo me, uno dei musei su questa musica popolare sarda, forse il più importante, tra i più importanti che ci funti. Non mi risulta che ci dà più Poi c'è questo questa senso. collezione di Uno Dondore è stato ancora, in un giro, mezz'ora in un museo, certo. piga se di indiante con tanti dubbi che devo Certo. parlare e desideri dei intendi. Certo, intendi Deo come ti sono. posso, come ti ha provincia illustrato a suo sindaco de Pura prima di più convincere e di più comprendere, invece hai votato incontro, perché prima di donare in un locale in concessioni gratuitamente. Certo, comodato d'uso. Incomodato d'uso gratuito, provvisoriamente per 6 anni. E dopo di più spiegai come è stata funzionare questa cosa. Quindi adesso in un museo con tutti gli strumenti in esposizione. Poi ci devo presente o chi per me magari che qualcuno scienti o Eliseo o che qualcuno che non tinguti a disposizione poi fai intendi 8 volte che ti domanda magari ed è un'intenzione di allestire una bella mesa con tutte queste attrezzature e costruire pure questi strumenti. E fai bere come ti Devo nasce, praticamente che quando sono in Tunisia, e di un turista, e di una scolaresca, e di soli che sia, ma gatta d'angoni costruendo questi strumenti, mi poi parlare in San Castiani, ogni tanto mi faccio una zona dedda, e poi c'è questo supporto multimediale che mi sa curare tu, è inutile a due guai, non fai sapere che non c'entra nulla. E quindi veramente ringrazio perché sei abbastanza impegnato in mille cose, però che hai accettato questa collaborazione, non è che ci credi tu in questo progetto, e quindi Cosa fa una bella cosa. Marco Luzzo da fare questa presentazione strumento per strumento scientificamente con tutto. Per completo degli AIC, insomma, uno li intende in una zona della UNED, e su zona che non funziona così, ci sono quindi e penso che sia una cosa che possa funzionare, a parte Capula è insomma un fiore all'occhiello proprio di questa zona. È questa zona ideale poi c'è molti turisti che hanno tornano a Nora, Vincenziero. No, ma noi manco troppo distanti, ma noi è troppo atteso dai castelli, dunque dai studenti universitari, che fanno il corso di etnomusicologia, poi ti vengono di tu e a vedere come funziona. Sicuramente io fare un discorso penso fosse università di etnomusicologia, che oggi comunque collaborai su pure questo progetto. Questa è una cosa di importo umano. E poi da intenzioni mie è di fare una promozione in tutte le scuole di Sardegna. Poi vai proprio in scolaresca, ciò che è su giovane pure, e a fare conferenze, a organizzare conferenze con su concerto, insomma, a sono interessati, perché adesso sono spicciocchetto che non si futuro, è inutile che tu non ti interessa, se non dubbi, non ti tocca con mano,
Non si appassiona. No, ma cosa rende conto? Non si appassiona. De su che teneus, de su bene che Penso a teneus. ragione. E No, speravo bene. una cosa poi un'altra, tu andau, Mulleri mia, presidente Sigri, sa, questo sozio cadenesi, che è una occasione culturale in Portumanno, poi Sabida de Mara, ma noi scelti, è un nao, a ci punti scienziati, frequentatori, si tutta questa Sardegna. E una cosa importante, chi stranamente questa famiglia, quando è che si è cogliato lui? Dopo mi sono cogliato in 83. No, aspetta, in 83 ho pagato su questo lavoro. Ho vinto il suo concorso in suo comune a Mara. Ecco, Questa è stata la sua, perché dopo prima poi 5 anni lavoravo in un'azienda agricola di Srogo, che è uva da tavola, insomma... Che ancora tenenti, mi pare, che no? da tenenti, ancora molto si dicono mio, perché Srogo ecco. non c'è proso. E la Panaia è stata una bellissima esperienza. Dopo 5 anni su Vuesano, come te lo visci, in Susato, viadotto, putavo, scrazzavo, picavo su trattori. Certo. Poi a ragazza vai in ora, dopo mi sono diplomato in sul liceo artistico. E infatti volevamo arrivare a gusto, ma tu hai come te studiato... scuola ho fatto sul liceo artistico, però a un certo punto fui a Nubivio. Sì che andai a studiare, che tocca andare a Firenze o a Milano, Certo. con architettura. Architettura, o Sandro poi sono civile, cioè. Però poi pensavo, ma c'è da pazza sì che suonare, io già suonavo, io non tenia già nuova che di piazza, fui traballando, guarda giocare quella cosa, mi sono pagato gli studi, sono la zona, insomma. E quindi te sedo, c'è di questo concorso, poi uno posto, poi disegnatore tecnico, e so esatto. Ma è in vita, lo tentavo, ho vinto una domanda, però voti disegnatori e finché applicavo, quindi tocca da ci ribatti con questa macchina scritta antica. Sì. Da uno ci abbatti, mi sono fatto un corso in castello di 15 giorni, 8 ore a dì, a Robert Marcos, proprio visto, poi io sono in fisarmonica, Sì. quindi è così mi ha salvato, poi facciamo mettere ingegneri che ti partecipa e tutto, ma in prova di dattilografia devo stavo andando bene, ma ce l'ho fatta per il suo E concorso. infatti, densando... Ma assumi in questi 5 anni che voi traballando con strogo mio, mi hanno ti costruire questa doma a pizzo di un museo e tutto questi noi, insomma, questa doma che si viene di noi. E in 84 teniamo questa doma, teniamo su questo lavoro, fommo sposi, noi anni, si usati a Ici, si furono fidanzati ufficialmente, si furono sicuri, fommo quindi sai, no, tutti parentesi, a conoscere parentesi, e dopo con Chiara mi sono conosciuto in suo gruppo da Calagoni, proprio Isa tenia 13 anni e Dio 10, immaginate. ma infatti Isa, Chiara, Isa cantava no, ma è esperta dei costumi tradizionali, sempre appassionata, se no non mi avessi seguito tutto questo mondo, devo le cose che penso la può contare. è stata da Importumano con questa carriera cosa tua e tutto. Ci vuole di meta complicità, e poi è arrivato, no, non dico che ha perso. No, e poi arrivava Eliseo. E poi è arrivato prima, è arrivata Rita Rita che Prumanna. 34 anni. Rita Prumanna, è vero. E vigilessa in Bologna ho 10 anni, però poi si può dire che questi ufficiali sono mesi che entrano a Castello che hanno vinto il concorso. È cosa bella. Sono contento di questa. E questa è Rita. Rita è suonata a fisarmonica, insomma, però questa musica non paga una mollata per studiare, questi è laureando in economia aziendale, quindi da manca stata eseguita, no? Invece Eliseo ha cominciato noi ho 10 anni a strimpellare su puro. Cantando steni di moi, Eliseo? 29 mi pare, 29 anni. Eliseo si è imparato a suonare il launetto, su solito, su tamburello, mette un auge, lo si intendi, però è perito informatico e lavora con a roba di informatica, non vai di cosa. E poi si è fatto un'accademia di parrucchieri. Esti avere questa braveria, su mese che entra avere questa braveria, quindi per me è stata una grande svolta questo fine anno, Rita di Bologna. Io sto per questa braveria, sul museo. Ma poi una cosa bella questa braveria e sabatteri si fianta questo che i suonatori. Dove ne ha 3 zii su bravieri. Bella questa 3 zii mio fuori bravieri da mano. Troppo bella. Bravieri e sabatteri si fianta questo che tenia più manualità probabilmente. Aurelio Borgo con bravieri. Sì, Aurelio Borgo con bravieri. Invece si burranca per su sabatteri, insomma. Fuori di poi 80 bella esaggeggio bella, e quindi bella. chi vuole di mai avere questa braveria fai bravi e pigli a tutti. Dunque, noi
e usabiri, non sciuitta a preparare un Massimo Pinna, ma sicuramente una partecipazione cosa tua, un vago di musica montata di diverse cose, o gusta che ho fatto in un programma cosa mia. Vi uso una cosa che si chiama sa clip di Orlando Magia, 2 minuti e poi torniamo a domo sua, questa bella apposento, prende strumenti musicali e dei cuffini e di ogni cosa, di strece e veno. E torna su. Dunque, Orlando, tornavo a noi e serravo questa topi, questa regionata. Io sono contento meda di questa possibilità che mi ha donato. Mi ha fatto piacere a me pure ad ospitare a Tom. No, poi è troppo bello uscire da tutto questa che è questa carriera cosa tua. Noi un po' si unai in mera, poi questa carriera dei 50 anni. C'è da voglio un'intervista di un mesetto. No, insomma, non c'è da voglio una puntata, ma tutto su ciclo di 12 puntate. Ma deve tutto mescare queste cose, non è facile. No, non è facile. Dunque, e noi su tempo benitori biri una scanto cosa è un nao soprattutto di importo umano della famiglia, liceo, Rita e tutto canto, ma professionalmente questo museo che adesso è aperto in Pula aprile penso che vi usa fare l'inaugurazione in Pula e poi è un disco, altra cosa, poi tu ne fai una e diventa esatto 150, come te? Altra cosa si conca? Altra cosa, siamo contentissimi per mi andare in pensione. Ah, questa è una cosa bella. Penso che tu pure sia stato una posizione. No, tu uscisi, a tu questa quota 100 e usavini. Questa quota 100 che amarra bene, se no si tocca traballare 180. E poi siamo traballando di Viciocchetto, dunque che adesso ora pure. Tra tutto sto attesa che ti vedo, insomma questa no, si da bene, però egoisticamente. E poi è usabilità su pregavo se aspettavo. Se no non si usa morire questo trabalho, no, siamo abituati a... Tanti Deo, penso da quando non mi ci bogano da questa televisione, a Turo, dunque non adesso manco gusto. Anzi, ho fatto un canale apposta, ma non mi ci vai bogare, esatto, dunque e poi non tengo questo problema. A meno che non mi ci boghi figlia mia. Ma 5 sei tu che ci boghi esatto. No, è figlia mia, figlia tua. Tutta cosa da sigillista. Dubito, pure continua questa tradizione famiglia. Certo. Nicole, produzioni Sardegna. No, guai che in famiglia non fossi coinvolto in una insomma, situazione musicali dove riconosco il sacrificio, se lo ringrazio ogni Dio, a moglie mia e a figlio mio, mi deve più combattere. Però chi fosse coinvolto su attivamente, questa cosa può di andare in avanti, se no riconosco che è tostata. È tostata. Bene Orlando, dunque, noi serrauso, intanto devo tornare grazie a tu e a tutta la famiglia che siete ospitati, voi, poi abbiamo ascoltato meglio e sono dopo preparare tutto ed è uno scanto borta Orlando con Eliseo ad fare questo che poteva essere sigla poi serrai questo a topi cosa nostra ma devo voluto tornare grazie a Ruscetti a Orlando che sa di
donare questa possibilità di entrare bene in questo mondo della musica popolare cosa sua. Ma voglio dare grazie a questa regione sarda che si permette di organizzare questa trasmissione e soprattutto questo canale sardo, e voglio dare grazie a Bosatto, su questa cosa di importante è che Bosatto si chiese ogni gira, ogni domenico, in questo attopio a noi ora di Ameriì, si conosceva meglio un artista della terra cosa nostra. Dunque si va a precedere domenica e tutto, se uso torna in su canale 172 con un altro artista della terra nostra, e dunque si sapere ancora una volta. In poi poserai questa trasmissione doppio, fai questo che si nata da un trucchetto con sul montaggio, massimo da fare bica qualcosa, noi su preparato in modo sul microfono, e dunque se commenti tornato con si immagini, si inquadratura di questo apposento, e esacattai commenti una magia, e Orlando e su Villo pronto a suonare.